Erano organizzatissimi e ben attrezzati i componenti di una banda dedita a furti in appartamento, fermata dopo quasi un anno di indagini dai carabinieri di Cuneo, dopo appostamenti e monitoraggi continui. Si tratta di 6 astigiani di etnia Sinti tra i 27 e i 41 anni, sottoposti a misure cautelari emesse dal GIP di Vicenza. Proprio nel territorio berico, ma anche in parte del Veronese, si erano verificate le razzie durante le festività natalizie del 2024 e l'inizio di quest'anno. La banda è accusata di 27 furti in abitazioni, da cui avevano asportato denaro, gioielli, orologi di pregio, ma anche armi e munizioni. Agivano in gruppi di 3, mentre i complici davano un supporto all'esterno. I malviventi si tenevano in collegamento audio tra loro grazie a ricce trasmittenti con tecnologia all'avanguardia. Non si fermavano nemmeno davanti a recinzioni e porte blindate, finestre con vetri antisfondamento o sistemi sofisticati di allarme. In varie occasioni i ladri suonavano addirittura i campanelli delle case che avevano messo nel mirino per essere sicuri che non ci fosse nessuno. In altri casi fingevano di essere turisti alla ricerca di informazioni. I furti avvenivano generalmente di sera o di notte, ma anche in pieno pomeriggio. Due ville, Lusiana Conco, Velo d'Astico, Arsiero, Castelgomberto, Cornedo Vicentino, Sovizzo, Monte di Malo sono i comuni dell'Alto Vicentino colpiti dai furti. Nel Veronese la banda ha agito a Tregnago, Montechia di Crosara, Negrardi, Valpolicella, Sant'Anna di Alfaedo. I criminali si spostavano tra Piemonte e Veneto con vetture elaborate per aumentarne le prestazioni e spesso con la carrozzeria camuffata in modo da cambiare colore. Durante le trasferte soggiornavano in alberghi e bed and breakfast di lusso, facendosi ospitare talvolta da ragazze del posto che pare fossero a conoscenza delle attività illecite del gruppo. I carabinieri sono riusciti a contrastare i loro espedienti monitorando i movimenti e pranzando e dormendo in incognito negli stessi luoghi. I provvedimenti emessi vanno dalla misura cautelare agli arresti domiciliari all'obbligo di dimora nei comuni di residenza o all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Già a gennaio si aprirà il processo a carico di tutti gli imputati in carcere che hanno chiesto il giudizio abbreviato.